Ben ritrovati. Sono stato in vacanza per una decina di giorni in Giordania, senza giornali, né internet, né telegiornali, per cui non avevo notizie fresche sugli ultimi fatti di casa nostra. Una sera però, mentre mia moglie si preparava per scendere a cena, ho acceso la TV in camera e facendo zapping, tra i tanti canali internazionali ne ho trovato uno della Rai. Con mia grande sorpresa ho visto Brunetta alla Camera che inveiva paonazzo con le vene del collo ingrossate contro la Presidente della Camera Boldrini. La accusava di non aver difeso e preso le distanze da coloro che contestavano la manifestazione organizzata a Brescia dal PDL a sostegno di Berlusconi. Brunetta, capogruppo del PDL alla Camera, in pratica esigeva che la Boldrini desse la sua solidarietà al PDL e stigmatizzasse i contestatori che a suo parere appartenevano al Movimento 5 Stelle e a SEL. La Boldrini, con la consueta classe, gli ha risposto che la Presidente della Camera in questi casi non può e non deve prendere posizione perché il suo ruolo istituzionale gli impone di star fuori dai giochi politici. E così, rientrato in Italia, ho voluto informarmi su questa manifestazione bresciana e l'ho trovata francamente di una gravità sconcertante, direi incredibile. Un ministro dell'Interno, vicepresidente del Consiglio, che in un comizio si scaglia contro la PM Boccassini, rea di rispettare la Costituzione che vuole tutti i cittadini uguali di fronte alla legge. È un fatto che non è azzardato definire golpista. Infatti la nostra Carta Costituzionale assegna 3 poteri autonomi, tra loro il potere esecutivo, cioè il governo, il legislativo, il Parlamento e il giudiziario, e quando uno dei 3 attenta all'altro la nostra democrazia va in sofferenza. Salta uno dei perni su cui si regge uno Stato di diritto, un fatto eversivo sul quale dovrebbe intervenire il Presidente della Repubblica, ma in questo caso Napolitano, solitamente molto loquace, non ha battuto ciglio. Serve ricordare che chi tace su questi attentati alla democrazia di fatto diventa un suo complice. Ma ora vado al cuore del problema, i guai giudiziari di Berlusconi. Sono da tempo convinto che, e lo avevo sottolineato anche nell'ultima Isola, saranno i processi del Caimano a decidere la fine di questo sgangherato governo. I segnali sono ormai chiarissimi. Sulla rete a migliaia di Mediaset, Canale 5, mentre il processo è ancora in corso, è stato trasmesso in prima serata una fiction sul processo Ruby, in cui l'imputato Berlusconi veniva dipinto come un uomo perseguitato dalla Procura e dal Tribunale di Milano. Un servizio televisivo degno della Corea del Nord, un chiaro esempio di come si costruisce il consenso. In questo programma, rovesciando la logica, i fatti e le prove, il Caimano viene presentato come un uomo perseguitato da dei magistrati politicizzati, in primis ovviamente la PM Boccassini, mentre lui, povero caro, è puro come un giglio. Un esempio sulle tante menzogne usate da Canale 5 in questo programma sono le 2500 udienze processuali che lui avrebbe subito negli ultimi 20 anni. E allora facciamo i conti della serva. 20 anni sono poco più di 1000 settimane. Se le 2500 udienze fosse un dato vero, questo significherebbe che Berlusconi in questi 20 anni ha subito una media di 2 udienze e mezzo alla settimana, feste comandate comprese. Non è credibile, mi sembra, è davvero incredibile. Intanto le sue televisioni continuano a mandare in onda la manifestazione di Brescia, in cui un maggiordomo berlusconiano, nonché ministro degli interni, difende l'indifendibile. In qualsiasi paese democratico, una condanna in appello a 4 anni per frode fiscale e l'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni avrebbe fatto scomparire dall'agone politico, e non solo, il personaggio condannato. Converrete con me che sarebbe inimmaginabile una tale situazione in paesi come la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, la Germania. Mentre in questo nostro derelitto paese questo satrapo viene fatto passare addirittura per uno statista, grazie ad un'informazione fatta di servi sempre pronti a servire il padrone. E tutto questo a causa di quel conflitto di interessi che nessuno di quei signori che stanno al governo con lui ha mai voluto risolverlo. Insomma, mentre l'Italia affonda, il nostro mondo politico è impegnato a salvare la roba e dal carcere Berlusconi. Ecco un dato. Da quando Napolitano e il Partito Democratico hanno resuscitato politicamente il Caimano, il titolo Mediaset è volato in borsa di oltre il 50%.
Questo risultato vorrà dire pure qualcosa. E così, mentre milioni di cittadini stanno provando la povertà, Berlusconi, grazie a questa fogna politica, sta aumentando anche il proprio patrimonio. Chiudo invitando chi ancora crede alle sue menzogne, ma non è complice del berlusconismo per interessi personali, di aprire gli occhi. Il nostro paese sta affondando. Se le persone per bene si rendessero finalmente conto del grave pericolo che sta correndo il paese, forse ci sarebbe ancora qualche possibilità di salvarlo. Ci vediamo mercoledì prossimo.